Entrano nel vivo i lavori del Sinodo per l'Amazzonia, affrontati non solo temi legati alla difesa del creato e all'ecologia integrale, ma anche la carenza di sacerdoti e il ruolo dei diaconi e delle donne. La religione non diventi un'ideologia, così il Papa nell'udienza generale, parlando di San Paolo, conoscere Gesù, ha detto ci spinga ad andare incontro agli altri, non contro chi è diverso da noi. In Occidente il Vangelo non è più pericoloso perché abbiamo dimenticato di stare dalla parte dei poveri, a dirlo padre Mauro Armanino, missionario in Niger, questa sera intervista in Missione Mondo. Il Tigullio arriva unito alla Fiera del Turismo di Rimini, presentato il progetto di valorizzazione del comprensorio da Camoglia a Moneglia, un segnale importante dopo le difficoltà del post mareggiata. Proseguono gli interventi sul lato sud di Piazza Roma Chiavari per rimuovere un'occlusione ad un importante canale di scolo. Seguiranno lavori della stessa natura anche sul lato nord della piazza. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa nuova edizione di Tigullio oggi, che apriamo occupandoci dei lavori del Sinodo dei Vescovi per il territorio dell'Amazzonia, un sinodo aperto lunedì da Papa Francesco. I lavori sono proseguiti anche nella giornata di quest'oggi. Tra i temi toccati non solo quello della cura del creato e di una ecologia integrale, ma anche le difficoltà vissute nei territori che fanno parte appunto del territorio amazzonico e quindi anche la carenza di sacerdoti in queste regioni così vaste. Sentiamo alcuni commenti raccolti da Radio Vaticana. E l'attenzione a chi l'Amazzonia la vive quotidianamente, nella sua bellezza e nelle sue difficoltà, il punto da cui sono partiti i padri sinodali riuniti da lunedì per affrontare tematiche legate al territorio panamazzonico. Tra i primi ad intervenire Monsignor Johnny Eduardo Sequeira, salesiano, vicario apostolico di Puerto Ayacucho in Venezuela, un territorio di 184.000 km2 dove i missionari si sono impegnati ad ascoltare le popolazioni che incontrano. Sembra semplice, ma non sempre i missionari siamo proprio presti ad ascoltare, a far silenzio ed ascoltare l'altro, soprattutto alla nostra gente povera, ai nostri indigeni. Le richieste portate nell'aula del Sinodo riguardano innanzitutto la necessità di affrontare problemi pastorali, dall'evangelizzazione alla scarsità di vocazioni e il tema della difesa dei diritti delle comunità locali. Noi ci dobbiamo fare eco di queste situazioni qui, perché è interessante che le comunità ci vedano come il miglior alleato nella lotta per i loro diritti. Monsignor Flavio Giovenale, vescovo di Cruzeiro do Sul nell'Amazzonia brasiliana, originario del Piemonte, è salesiano dal 1971 e missionario in Brasile. La sua diocesi è di quasi 130.000 km2. Ho fatto la proposta di preti comunitari, cioè di preti che agiscono, sono diocesani, però hanno un'attuazione nelle piccole comunità, sarebbero i nostri parrocchi qua in Italia. Noi abbiamo quasi 130.000 km per 12 parrocchi. Nel suo intervento al Sinodo per l'Amazzonia, Monsignor Giovenale non ha però parlato della difesa del creato e di una ecologia integrale, che sono temi forti del suo episcopato, ma della drammatica carenza di presbiteri in Amazzonia, del ruolo dei diaconi, delle donne nelle comunità cristiane più isolate. Perciò ci sarebbero le due possibilità. La possibilità di preti celibatari e di preti sposati. Papa Francesco, che anche nella giornata di ieri ha seguito i lavori del Sinodo per l'Amazzonia, questa mattina si è presentato in piazza San Pietro per il consueto appuntamento del mercoledì con l'udienza generale. Ha proseguito il ciclo di catechesi sugli Atti degli Apostoli. Il Papa in particolare ha fornito un identikit di San Paolo, che è stato al centro della catechesi di questa mattina. Un uomo che vuole distruggere la Chiesa, ma che poi diventerà lo strumento scelto da Dio per annunciare il Vangelo alle genti. Una figura che interroga ciascuno di noi sulla propria vita di fede. Ascoltiamo un passaggio della catechesi di Francesco. Il giovane Saulo è ritratto come un intransigente, cioè uno che manifesta intolleranza verso chi la pensa diversamente da sé, assolutizza la propria identità politica o religiosa e riduce l'altro a potenziale nemico da combattere, un ideologo.
in Saulo la religione si era trasformata in ideologia. Ideologia religiosa, ideologia sociale, ideologia politica. Solo dopo essere stato trasformato da Cristo insegnerà che non si devono combattere le persone, ma il male che ispira le loro azioni. La condizione rabbiosa, perché Saulo era rabbioso, la condizione rabbiosa e conflittuale di Saulo invita ciascuno a interrogarsi: come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? Appartengo alla Chiesa universale, buoni, cattivi, tutti, o una ideologia selettiva? Adoro Dio o adoro le formulazioni dogmatiche? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile verso chi è diverso da me? E rimaniamo su temi che riguardano gli esteri e l'attività missionaria. Questa sera nella trasmissione Missione Mondo, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15, sarà ospite padre Mauro Armanino. Il religioso descrive la situazione migratoria del Sahel e la perdita dei valori dell'Occidente. Da noi, ha detto di recente in un incontro, il Vangelo non è più pericoloso perché abbiamo dimenticato di essere dalla parte dei poveri. L'Arca perduta di padre Mauro Armanino, titolo del suo ultimo libro, è il simbolo di un doppio tradimento, dell'articolo 13 della Dichiarazione dei diritti umani, che stabilisce che ogni individuo ha il diritto a lasciare il proprio paese, e dei più comuni principi, soprattutto della navigazione. Per padre Mauro adesso l'Arca è inservibile, ma il naufragio in realtà è delle civiltà del Mediterraneo che hanno perso il loro spazio di dialogo e incontro. Porta un esempio, quello della frontiera di Agadez. Con la scusa che il deserto è pericoloso, che in Libia le persone sono torturate, ma non ci si domanda perché siamo arrivati lì. Quindi le politiche occidentali oggi hanno creato questo sbarramento. Immaginiamo, tanto per fare un esempio, se venissero i nigerini, pagassero i nostri politici per dire loro: voi da Firenze non potete scendere. Non so se noi accetteremo questa presenza. Le persone cercano strade alternative nel deserto e così aumenta la criminalità e aumentano le tariffe dei trafficanti. Padre Armanino riflette: le frontiere non si fermano, si vuole soltanto filtrare i migranti. Perché siano poi ostaggio delle nostre economie occidentali. L'80% delle persone che lavorano nell'agricoltura italiana sono stranieri, sottopagati, sottotrattati e cittadini di seconda categoria. In Niger poi la situazione è complicata, dice il religioso. In 7 mesi sono morte 600 persone, 177 nigerini sono spariti nel nulla. Ma allora, aiutiamoli a casa loro, è un principio corretto? È una falsità. In realtà li stiamo derubando a casa loro. Abbiamo smantellato la pesca, vendendo i diritti di pesca ai paesi occidentali, alla Cina e ad altri paesi. Anche le terre vengono comprate per poter produrre quello che noi chiamiamo l'energia pulita, ma che però sottrae terra per la coltivazione e per avere risposte alla grande guerra. Ora cambiamo argomento, veniamo a tematiche locali. Il progetto di valorizzazione turistica del territorio del Tigullio da Camogli a Moneglia e il relativo entroterra viene presentato proprio in questi minuti alla Fiera di Rimini per la manifestazione di riferimento per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana e nel mondo. Nello stand della Regione Liguria i rappresentanti dei comuni hanno presentato un percorso già avviato di condivisione di alcune politiche turistiche in modo integrato e sinergico, con l'obiettivo di presentarsi al mondo del turismo come un comprensorio unito. Abbiamo raccolto la voce proprio da Rimini del sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni. Vogliamo compiere un gesto simbolicamente significativo per testimoniare l'unione nel nostro territorio, che da Camogli attraverso il Golfo Tigullio fino a Moneglia si presenta qua per raccontare l'accoglienza attraverso gli eventi principali della stagione 2020. Ogni comune ha individuato 4 manifestazioni principali,
legate al tema della musica, dello sport, dei festival o di altre iniziative tradizionali, per venire a vivere il Golfo Tigullio in maniera intensa durante l'anno 21. È una volontà di coordinamento amministrativo, politico, ma soprattutto di ricettività turistica che può esprimere la forza di un territorio che è stato duramente colpito nello scorso ottobre, ma che ha saputo reagire, rinascere, affrontare già questa stagione estiva in maniera positiva e ora vuole rilanciarsi per il 2020. Proseguono i lavori sul lato sud di Piazza Roma Chiavari richiesti dal Comune ed effettuati da Iren per rimuovere un'occlusione ad un canale di scolo delle acque bianche. Iniziati il 30 settembre dovrebbero concludersi a fine ottobre per poi riprendere sul lato nord della piazza con video ispezioni in cui si sono riscontrati dei problemi. Sentiamo. Restituire ai canali di scolo la portata ottimale e limitare il rischio di allagamenti durante le perturbazioni. Queste le motivazioni dei lavori che Iren sta svolgendo nel lato sud di Piazza Roma, finanziati da ATO e richiesti dal Comune, che ha rilevato l'occlusione durante le video ispezioni. Abbiamo trovato qui a sud di Piazza Roma, nel canale primario, un tubo dell'acquedotto di diametro 50 cm. Questo è stato posizionato negli anni 60 senza nessun scrupolo, a un'altezza dal pavimento del canale di 30 cm. Quindi tra questo spazio qui e lo spazio che c'era del tubo di 50 cm abbiamo un rallentamento dell'acqua e un'occlusione di materiale verso monte di 80 cm. Qui quali canali di scolo vengono confluiti? Confluiscono partendo da via Mafalda di Savoio tutto il parcheggio a monte, poi viene Vico Malpertuso, poi abbiamo tutta via Entella, via Marsala, metà Corso Dante, via Veneto, via Rambaldi e tutta Piazza Roma. Quali sono i passi successivi dell'intervento? Questa prima fase della rottura, demolizione delle pareti e viene posizionato un tubo carugato sotto al fondo del canale circa 30 cm in modo che poi viene richiuso il fondo del canale, ricostruito le pareti e se dovesse poi piovere almeno l'acqua può defluire senza problemi. Poi la seconda fase verrà praticamente modificato questo tubo e passato sotto canale in modo che il deflusso portata sia massima. Gli interventi dovrebbero terminare, salvo problematiche legate al meteo, entro fine mese. Seguiranno lavori simili sul lato nord della piazza, dove un tubo con diametro di circa 30 cm rallenta il deflusso delle acque bianche. L'amministrazione comunale ha detto poi di essere intenzionata a svolgere video ispezioni anche nell'incrocio tra via Trieste e via Nino Bixio. Come sta cambiando la famiglia? Quali sfide si aprono per il futuro? Se ne parlerà domani sera a Chiavari nel corso del convegno organizzato dal Consultorio Familiare Diocesano, che è un incontro che si terrà alle 20:45 alla Società Economica. È un appuntamento ideato per ricordare i 35 anni dalla fondazione del centro di consulenza, un servizio molto apprezzato sul territorio. Il consultorio diocesano compie 35 anni. Il centro consulenza alla famiglia, attivo dal 1984 nella sede di Via Botti 2 a Chiavari, in questi anni ha cercato di dare sostegno e fare attività di accompagnamento per famiglie e singoli in difficoltà. 150 i nuovi accessi ogni anno con tempi di accompagnamento a volte brevi e a volte, oggi sempre più spesso, più lunghi. Il consultorio familiare diocesano ha una sua caratteristica perché la figura centrale è il consulente familiare, che è una persona di riferimento che aiuta la persona a fare chiarezza un po' le problematiche che vive e poi potersi rivolgere a qualche professionista. In 35 anni le situazioni che occorre affrontare sono cambiate. In questi anni la tipologia mantenuta quella tradizionale delle problematiche di coppia, ma si sono accentuate maggiormente le problematiche di relazione, sia relazione delle singole persone, sia relazione poi all'interno o anche al di fuori del contesto familiare. Si sente nel nucleo familiare oggi la contraddizione e la fatica che la società stessa vive, quindi le problematiche sono più accentuate, le problematiche tante volte vanno verso forme più psichiatriche, verso forme più patologiche, quindi richiedono interventi più specialistici e prolungati nel tempo.
In occasione del traguardo raggiunto, il consultorio invita ad una serata di riflessione sul tema le relazioni familiari in una società aperta ad un futuro ancora non scritto, che si terrà giovedì nella sala Chiuschiffini della Società Economica di Chiavari a partire dalle 20:45. Nella famiglia entrano tante determinazioni diverse, allora vogliamo un pochino aprire lo sguardo a questo cambiamento strutturale della famiglia e abbiamo invitato il dottor Francesco Belletti, che è direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia di Milano, che ci aiuterà a capire le relazioni familiari come risorse che generano vita. E poi il dottor Daniele Pavese, psicologo e psicoterapeuta, che ci aiuterà a cogliere un po' le ferite nelle relazioni familiari, oggi così frequenti o perlomeno così più evidenti. E poi le relazioni ferite possono diventare però anche risorsa, capacità di dare origine a percorsi di speranza, e ci aiuterà per questo la dottoressa Nicoletta Cinotti, che è psicologa e psicoterapeuta. A Rapallo ora è possibile ricevere a casa il farmaco di cui si ha bisogno ad un costo di 5 euro. È un servizio, il primo al momento avviato nel Tigullio, che da ieri è disponibile alla Farmacia Internazionale. Il servizio è collegato ad un numero di cellulare 348 954 3614, a cui risponde un farmacista. Occorre specificare se si è in possesso della ricetta o meno. Il farmaco viene quindi recapitato a casa. Al momento il servizio si svolge in orario giornaliero, ma in futuro potrebbe essere esteso anche alla fascia notturna. Ha destato profondo cordoglio a Santa Margherita Ligure la notizia della scomparsa prematura di Piera D'Apelo, storica commerciante del quartiere di San Siro. Titolare della merceria di Corso Matteotti, Piera era estremamente conosciuta nel popoloso quartiere sanmargheritese. Per tutta la vita è stata dietro al bancone del negozio, che si è spostato di pochi metri nel corso degli anni ed era aperto 7 giorni la settimana, anche la domenica mattina. Con la sorella Franca era un punto di riferimento per l'acquisto di prodotti di merceria, magari introvabili altrove, ed era anche sempre pronta a dare consigli e suggerimenti per lavori e riparazioni. Lascia la sorella Franca D'Apelo, il figlio Luca Bottura, oltre agli zii e ai cugini. Oggi alle 16 sarà recitato il rosario nell'oratorio della chiesa di San Siro, dove domani pomeriggio alle 15:30 sarà celebrato il funerale. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Senza risposte il titolo di Avvenire questa mattina dal Viminale, una velina già smentita sulla riunione con Bija, ma serve chiarezza. Fonti anonime dell'interno scaricano sull'OIM la responsabilità del tour del trafficante libico in Italia. Intanto la Morgese tenta a fatica di consolidare e allargare l'intesa di Malta. E poi naturalmente c'è la notizia sulla diminuzione dei parlamentari in Italia, le Camere in formato light, cioè in formato leggero. Ultimo sì al taglio di 345 parlamentari. La CEDU, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dice che l'ergastolo ostativo va bocciato. E poi ancora l'assegno unico per i figli piace a tutti ma va finanziato, le audizioni in vista della manovra finanziaria. E poi l'inferno della droga nei Caruggi, un reportage da Genova, andiamo nelle pagine interne di Avvenire. Droga nel tunnel di Genova, così perdiamo i ragazzi. La salvezza sulla collina del Ceis, ora una comunità per minori. Nella storica struttura di Trasta 3 case diverse ospitano tossicodipendenti giovani con dipendenze e diagnosi psichiatrici e malati di HIV. Nel loro percorso pagano l'assenza totale delle famiglie. Siamo sul secolo XIX, il voto cancella 345 parlamentari, ora la sfida sulla legge elettorale. Il commento di Lorenzo Cuocolo, una democrazia meno costosa ma più povera. E poi scrivere la storia non spetta a un Parlamento, le idee di Peppino Ortoleva. E ancora, ergastolo duro per i mafiosi, la Corte Europea boccia l'Italia, polemiche dopo la sentenza. Ma la fotonotizia viene dedicata ai Rolly Days. Nel weekend a Genova riaprono le antiche dimore con app per le visite virtuali, storia e tecnologia, torna l'incanto dei Rolly Days. E poi c'è anche un articolo del meteorologo Achille Pennellatore che dice: il caldo anomalo del mare d'autunno nasconde grandi rischi. È bello fare il bagno, però attenzione al riscaldamento del mare. Allontanato dalla
la ex compagna tenta di bruciarla viva e viene arrestato. Nel Levante la vicenda è di Moconesi, ma protagonisti sono due genovesi. Un originario di Genova, 34enne, è stato arrestato dai carabinieri, aveva cosparso se stesso e la donna di benzina. Colpito da provvedimento di codice rosso, tenta di bruciare viva la sua compagna. Violenza di genere è emergenza. L'ultimo episodio a Moconesi, ma attenzione, negli ultimi 7 giorni ci sono stati ben 4 richieste di aiuto. Le richieste d'aiuto sono 4 al giorno. Veniamo ad un altro argomento. Portofino reagisce bene al senso unico alternato, una bazzegola con quello che c'è stato. La nuova limitazione del traffico necessaria per completare la sistemazione dei sottoservizi ed è il periodo giusto. Appunto alcuni commercianti e residenti di Portofino danno il via libera a questo provvedimento, 300 metri la lunghezza del tratto a senso unico alternato. E nei primi giorni di novembre ritorna l'estate dei Santi con la rassegna Portofino di Vino. Un disservizio che si protrae dalla serata di ieri ha generato problemi al traffico per quanto riguarda il trasporto pubblico. Anche quest'oggi troviamo la notizia sul sito teleradiopace.com. Si tratta della rottura di un tubo dell'acquedotto in Val Bisagno che sta provocando ritardi sino a 50 minuti nel trasporto pubblico. È quanto segnala ATP, che informa sulla possibilità di disservizi anche per la rete del Levante. Il guasto si è registrato in piazzale Parenzo a Genova. I principali ritardi sono sulle linee 15 Genova-Chiavari e la numero 25 Genova-Torriglia. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti. Per noi oggi Giacomo Rizzi. Grazie Cristina e un saluto a chi ci segue da casa. A Chiavari un 39enne è stato arrestato dai carabinieri per aver violato le prescrizioni imposte dal regime di arresti domiciliari cui era sottoposto. L'ordine di carcerazione è stato inviato dall'ufficio di sorveglianza di Genova. A Sesti Levante, invece, una persona è stata denunciata dai carabinieri, poiché ha utilizzato senza autorizzazione la carta di credito che apparteneva a un'altra persona. Il 52enne, chiavarese, è stato quindi denunciato dai carabinieri per ricettazione e indebito utilizzo della carta di credito, con la quale ha anche effettuato alcuni prelievi. Sempre a Sesti, 5 persone sono state denunciate dai carabinieri per disturbo alla quiete pubblica. Questi si trovavano nei pressi del campo sportivo di Sesti nella notte di venerdì 4 ottobre e hanno scatenato una lite in evidente stato di ubriachezza, interrompendo il riposo dei residenti. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie. Apriamo ora la pagina sportiva. Nel corso della grande festa in piazza a San Salvatore di Cogorno sono stati presentati gli atleti del Villaggio Calcio che parteciperanno ai prossimi campionati di Lega. Tra gli stand in piazza Aldo Moro anche quello dell'On Volley Cogorno e della società ginnastica Riboli di Lavagna. Con una festa in piazza il Villaggio Calcio ha presentato i giocatori che parteciperanno ai campionati di Lega nella stagione sportiva 2019-2020. L'evento, inserito nel contesto della grande castagnata organizzata dal Comune in piazza Aldo Moro, ha dato visibilità a diverse società sportive del territorio. I colori biancorossi del villaggio hanno sfilato nel cuore del paese, a testimonianza del legame che da sempre unisce la società sportiva alla cittadinanza di Cogorno e amplificata dall'accordo di collaborazione stipulato quest'anno con i cugini della Cogornese. Due realtà calcistiche che da oltre mezzo secolo hanno scelto di mettere al centro dei loro progetti i giovani e la loro crescita psicofisica. È stata anche l'occasione per presentare lo staff tecnico, dirigenti e volontari uniti dall'unica missione: lavorare insieme. Se dobbiamo trovare una parola che ci rappresenta in questo periodo e nei mesi in cui abbiamo lavorato tanto, è proprio la parola insieme. Insieme alla società, ai bambini, insieme al territorio, quindi un grande lavoro che ci inorgoglisce di quanto fatto finora. Nel contesto della giornata hanno potuto avvicinare giovani sportivi e altre società del territorio, tra queste l'On Volley Cogorno, nata come progetto di divulgazione e di insegnamento della pallavolo, le cui attività si svolgono nelle palestre di Cogorno, San Salvatore e Mezzanego. Siamo in collaborazione col CSI di Chiavari, dove abbiamo la Serie D. Io sono una giocatrice della Serie D del CSI e niente, oggi siamo qua a festeggiare questa bella giornata insieme. Reduci dai nazionali a squadra di ginnastica ritmica disputati a Fabriano, erano presenti in piazza anche i dirigenti e gli atleti della società ginnastica Riboli di Lavagna. Da diversi anni, da quando è entrato in funzione il palazzetto di San Martino in pianta stabile, con sia l'agonistica della ritmica sia
iniziato quasi per scherzo il corso dei bimbi piccoli di Gin giocando dai 3 anni in su, che comunque risponde molto bene. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione di Telepace ritorna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.